Eccola la petizione popolare con la quale si chiede di realizzare subito la bretella di collegamento parallela a via Popilia. Siamo a Cosenza, l'iniziativa del Comitato Cosenza Viabilità Sicura, nato all'indomani di quella che viene definita rivoluzione della circolazione stradale datata 8 settembre. L'intento è dare voce ai cittadini. Riteniamo sbagliata, si afferma nel documento, la scelta di iniziare i lavori per la realizzazione del parco urbano che prevede la chiusura totale e definitiva del tratto di Viale Mancini che va dai due fiumi fino alla sopraelevata, senza che prima sia stato ultimato il percorso stradale alternativo che va da via Giovan Battista Lupia alla rotatoria del ponte di Calatrava. I 12 firmatari del documento, citando le delibere che prevedono il collegamento viario snelli traffico, chiedono l'immediata esecuzione dei lavori per il collegamento stradale alternativo che darebbe risposta agli automobilisti nel panico.